Grandi movimenti al Napoli. Mentre si avvicina la partenza di Kvaratskhelia verso il PSG, il club partenopeo lavora dietro le quinte per assicurarsi rinnovi cruciali e un futuro promettente. Prima di scoprire i dettagli, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere nessun aggiornamento sul Napoli e sul mercato dei trasferimenti. Secondo il giornalista di rilievo Matteo Moretto, l'accordo tra Napoli e PSG per il trasferimento di Kvaratskhelia è quasi fatto. La cifra finale sarà di 70 milioni di euro, che il club francese pagherà in 3 rate annuali. La partenza del georgiano segna la fine di un'epoca per il Napoli, ma apre anche la possibilità di nuovi acquisti e di aggiustamenti della rosa. Inoltre, Moretto ha rivelato che il Napoli sta per concludere 4 rinnovi importanti per garantire la stabilità della squadra. Il terzino Matias Olivera è molto vicino a firmare un nuovo contratto valido fino al 2030, con uno stipendio di 2 milioni di euro netti, più 500.000 euro di bonus. Questo rinnovo dimostra la fiducia del club nel giocatore uruguaiano, che è diventato un ingranaggio importante della difesa. I prossimi nomi sulla lista dei rinnovi sono Zambo Anguissa, Amir Rahmani e Stanislav Lobotka. Tutti sono considerati pilastri della difesa di Antonio Conte e dovrebbero firmare contratti che li terranno al club per diversi anni. Il portiere Alex Meret, dal canto suo, ha già un accordo verbale per prolungare il suo contratto fino al 2026, con un'opzione per un ulteriore anno. A proposito di nuove leve, Moretto ha commentato la situazione di Alejandro Garnacho, obiettivo del Napoli per sostituire Kvaratskhelia. La trattativa con il Manchester United, però, non sarà facile. Il club inglese chiede un prezzo elevato per il giovane attaccante. Inoltre, giocatori come Rashford restano elementi importanti della rosa dei Red Devils, complicando ulteriormente le trattative. In attesa dell'ufficializzazione della partenza di Kvaratskhelia, il Napoli si attiene alla sua strategia di mercato, cercando un equilibrio tra nuovi acquisti e il mantenimento dei suoi giocatori chiave. Cosa ne pensate, tifosi? Il Napoli è sulla strada giusta per rimanere competitivo? Lasciate la vostra opinione nei commenti e restate sintonizzati per ulteriori notizie.